Buonasera e benvenuti al TG Sicilia. Vediamo subito le notizie principali di oggi. Ponte sullo Stretto, via libera definitiva al decreto legge approvato in aula al Senato. Il testo definisce l'assetto della società Stretto di Messina SPA e riavvia le attività di programmazione e progettazione. Lo stabilimento Bluetech di Termini Imerese può essere messo in vendita. Firmata al Ministero per le Imprese e il Made in Italy l'autorizzazione alla cessione del ramo d'azienda. 3 condannati per l'alluvione di Casteldaccia che nel 2018 costò la vita a 9 persone rimaste intrappolate in una villetta abusiva travolta dalle acque. Tra questi anche il sindaco del paese. L'albero di Falcone, icona di legalità, è in pericolo. A 24 ore dalle commemorazioni della strage di Capace siamo tornati in via Notarbartolo, dove il ficus cresciuto davanti alla casa del giudice Falcone rischia di morire. La Sicilia si conferma un grande palcoscenico naturale, cinema e serie TV continuano a premiarla. Dopo la pioggia di candidatura ai David di Donatello arrivano quelle ai Nastri d'Argento, Grandi Serie 2023. Buonasera dal TG Sicilia, via libera quindi alla conversione in legge del decreto sul ponte sullo Stretto di Messina. L'Aula del Senato l'ha approvata con 103 voti favorevoli, 49 contrari e 3 astenuti. Il provvedimento definisce tra l'altro l'assetto della società Stretto di Messina SPA e riavvia le attività di programmazione e progettazione. Roberta Lunghi. Con 103 voti favorevoli, 49 contrari e 3 astenuti è giunto, scandito da un applauso dai banchi del centrodestra, il via libera dall'Aula del Senato alla conversione in legge del decreto sul ponte sullo Stretto di Messina. Il provvedimento, che era stato approvato alla Camera lo scorso 16 maggio, definisce tra l'altro l'assetto della società Stretto di Messina SPA e riavvia le attività di programmazione e progettazione. La discussione del decreto in Aula era iniziata in mattinata con l'intervento del relatore Antonino Germanà della Lega, la presenza del ministro delle infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini. La seduta sospesa alle 13 e poi ripresa dopo l'informativa alle 14 del ministro per la protezione civile Nello Musumeci sulle recenti alluvioni in Emilia-Romagna. Soddisfazione per l'esito delle votazioni è stata espressa dal relatore Germanà, che parla del risultato di un lavoro pragmatico svolto da subito dal vice premier Salvini, che in aula ha dichiarato: il ponte sullo Stretto sarà un orgoglio italiano, verranno da tutto il mondo a studiare, a visitare e a cercare di copiare. Un'occasione di riscatto e un potenziale occupazionale di 100.000 posti in 7 anni. Critiche le opposizioni, la senatrice del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia ha dichiarato che il ponte è un giocattolo affinché il bambino fosse distratto e la mamma è stata brava, riferendosi rispettivamente a Salvini e alla premier Meloni. Ma intanto dall'atto della conversione in legge potrebbe partire la procedura di costruzione del ponte. Via libera al bando per la cessione dello stabilimento di Termini Imerese, lo annuncia il Ministero per le Imprese, che ha autorizzato la Bluetech, in amministrazione controllata, ad avviare le procedure per la vendita e il rilancio dell'azienda. Maglio Viola. È stata firmata al Ministero per le Imprese e il Made in Italy l'autorizzazione alla cessione del ramo aziendale Business United Termini Imerese della Bluetech in amministrazione straordinaria, dando così di fatto il via al processo di vendita. Lo comunica in una nota il Mimit. Sappiamo cosa Termini Imerese rappresenti per la Sicilia e siamo determinati affinché possa iniziare una nuova fase di sviluppo che segni la nuova politica industriale del paese, dice il ministro Adolfo Urso, spiegando che il procedimento fa seguito all'accordo di programma che è stato firmato lo scorso 4 di aprile. Questo procedimento, sottolinea il ministro, si inserisce tra le iniziative che il Ministero sta mettendo in campo per la riconversione e il rilancio dell'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese. I commissari straordinari adesso potranno procedere alla pubblicazione del bando per ricevere le offerte da parte delle imprese interessate ed acquisire il ramo d'azienda. Un passaggio che era già stato anticipato proprio all'inizio di aprile nel corso di un evento voluto all'assessorato regionale alle attività produttive ad opera dell'assessore Edi Tamaio. E a queste scelte plaude adesso la regione siciliana, che vede nella occasione di vendita del ramo d'azienda di Bluetech la possibilità di rilancio di Termini Imerese. Andiamo alla cronaca, c'è anche il sindaco di Casteldaccia tra i 3 condannati per la tragedia dell'alluvione che nel 2018 costò la vita a 9 persone, morte intrappolate in una villetta abusiva. 3 anni di carcere e 5 di interdizione dei pubblici uffici, le pene inflitte. Roberta Lunghi.
3 anni di carcere e 5 di interdizione dai pubblici uffici nei confronti dei 3 imputati per la tragedia dell'alluvione di Casteldaccia nel Palermitano il 3 novembre 2018, che costò la vita a 9 persone, un'intera famiglia compresi 2 minori di 3 e 15 anni, rimaste intrappolate dentro una villetta travolta dalle acque del fiume Milicia. È la sentenza del Tribunale di Termini Imerese nei confronti del sindaco di Casteldaccia Giovanni Di Giacinto, tuttora candidato alle prossime amministrative, l'architetto e responsabile della protezione civile comunale Maria De Nembo e il proprietario della villetta Antonino Pace. Gli imputati erano accusati di omicidio colposo. Quel giorno era prevista un'allerta rossa e la villetta fu invasa da una massa di acqua e fango che non lasciò scampo ai 9 componenti del nucleo familiare in contrada Dagali di Cavallaro. Si salvarono solo in 4: Giuseppe Giordano, commerciante di moto che per trascorrere in festa il ponte di Ognissanti aveva affittato quella villetta e che si aggrappò a un albero, il cognato Luca Rugo e le loro 2 figlie di 11 e 12 anni che erano andate con lo zio a comprare i dolci. L'immobile risultò abusivo e con un disatteso provvedimento che ne imponeva la demolizione nel 2010 dopo l'alluvione del 2009. Il tribunale presieduto da Vittorio Alcamo D'Antoni ha disposto una provvisionale di 100.000 euro in favore di Luca Rugo e altrettanto per Giuseppe Giordano, che nella tragedia persero diversi parenti. Assoluzione perché il fatto non sussiste. La sentenza del gruppo di Agrigento Michaela Raimondo nei confronti di 3 ufficiali dell'Arma imputati per rivelazione di segreto istruttorio. L'ex comandante provinciale colonnello Vittorio Stingo e i capitani Augusto Petrocchi e Carmelo Caccetta. Secondo la procura avevano rivelato informazioni riservate sull'imminente arresto di un maresciallo dei carabinieri all'epoca dei fatti in servizio a Licata, Gianfranco Antononuccio, indagato nell'ambito di un'inchiesta su presunte tangenti ricevute in cambio di favore e coperture. I 3 ufficiali si sono sempre proclamati innocenti. Polemiche roventi dopo gli scontri fra manifestanti e polizia ieri al margine delle celebrazioni per il 31esimo anniversario della strage di Capaci. Per la prima volta al corteo ufficiale si è contrapposta una contromanifestazione fermata dalla polizia a un centinaio di metri dall'Albero Falcone. Continuano a susseguirsi le schermaglie e gli attacchi. Ora la CGIL critica il questore Manlio Viola. Cresce il livello della polemica all'indomani degli scontri di piazza che hanno caratterizzato ieri il 31esimo anniversario della strage di Capaci. Scontri nati fra un gruppo di partecipanti al corteo antagonista rispetto a quello ufficiale, al quale veniva impedito l'accesso all'Albero Falcone. Da una parte Maria Falcone, che si dispiace dell'accaduto, racconta di non essersi accorta di nulla e precisa che l'ordine pubblico riguarda le forze di polizia e non è cosa di cui lei o la fondazione si siano mai occupati. Dall'altra parte la questura, che ricostruisce gli eventi, diffonde un video e annuncia che le immagini girate dalla Digos sono al vaglio degli inquirenti, lasciando capire che è probabile scattino denuncia alla luce dei fatti. Un funzionario e 2 poliziotti infatti sono dovuti ricorrere alle cure mediche ed hanno riportato prognosi fra i 10 e i 15 giorni. Ma lo scontro sale di tono quando la CGIL decide nel pomeriggio di rispondere alla comunicazione della questura, che parla di presenza di antagonisti al corteo e lo fa attaccando la gestione dell'ordine pubblico. La situazione determinatasi di fatto è il prodotto di una cattiva gestione proprio dell'ordine pubblico, di cui il questore è certamente responsabile, scrivono in una nota ufficiale dalla CGIL, ma anche vittima per le evidenti interferenze che sono state determinate da altri livelli istituzionali. Nello stigmatizzare quanto successo, confermiamo il nostro impegno quotidiano per affermare che la lotta alla mafia e la lotta per i diritti camminano insieme, concludono. Un attacco chiaramente indirizzato a spostare l'attenzione sul fronte politico rispetto a quello delle commemorazioni e sul fronte istituzionale e trasformare gli eventi in una questione di natura proprio politica verso il governo. Soffocato dallo smog e dal cemento rischia di morire l'Albero Falcone in via Notar Bartolo, sotto casa del giudice ucciso dalla mafia, tradizionale luogo simbolo di legalità e punto di approdo delle commemorazioni di ieri in occasione della strage di Capaci. Marco Gullà. Simbolo di legalità, icona del no alla mafia. L'Albero Falcone però sta male, è a rischio. Piantato a Palermo in via Notar Bartolo, davanti al palazzo in cui abitavano i giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, vive con difficoltà. Nel corso delle celebrazioni del 23 maggio, Maria Falcone ha ribadito l'allarme lanciato già qualche giorno fa. Questo albero è in pericolo perché la sua chioma e le sue radici sono costrette in un'aiuola piccola, quindi bisogna fare una campagna affinché l'Albero Falcone viva e non cada, perché sarebbe una
perdita per tutta l'Italia. Oggi siamo tornati in via Notaro Bartolo, le condizioni dell'albero preoccupano anche i residenti. Che è giusto salvarlo, è un simbolo ormai. E quindi si daranno da fare, spero che ci riusciranno. Un albero così è sicuramente un problema per le fondamenta, le radici eccetera, però è altrettanto un problema fare qualche cosa perché sicuramente è una memoria importante. Non so, volevo accertarmi di persona, ho visto effettivamente è un problema. È un albero talmente importante, è divenuto, che deve essere preservato, salvaguardato, è un monumento, ricordiamo, della legalità e come tale deve essere salvaguardato in tutti i suoi aspetti. Lui, che fa il portiere nel palazzo dove viveva Giovanni Falcone, spera che adesso ci sia maggiore attenzione nei confronti dell'albero. Negli ultimi tempi non ho mai visto nessuno, né per il controllo sulla sua sicurezza, né per la potatura, non ho mai visto nessuno negli ultimi tempi. Gli specialisti hanno comunque garantito una sorveglianza del ficus per controllare lo stato di salute e garantire la pubblica incolumità. Fase eruttiva lampo sull'Etna dopo essersi riaccesa all'1:53 della notte scorsa con una debole attività stromboliana dal cratere di sud-est. Il vulcano si è nuovamente fermato. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha comunicato che le reti di monitoraggio hanno registrato alle 16:50 la fine dell'attività vulcanica durata circa 15 ore, senza emissione di cenere e senza incidere sull'operatività dell'aeroporto internazionale di Fontanarossa. Sgomberato a Castelvetrano l'ex cementificio occupato da centinaia di migranti impegnati nei campi della zona. Vasto lo spiegamento di forze dell'ordine, Croce Rossa e ASP. Sentiamo. È iniziata stamane l'operazione di sgombero dell'ex cementificio Calcestruzzi Selinunte che si trova tra Castelvetrano e Campobello di Mazara. L'operazione, coordinata da Questura e Prefettura, ha visto coinvolti 120 tra carabinieri, poliziotti, finanze e poi vigili del fuoco, operatori della Croce Rossa e ASP di Trapani. La struttura, da tempo abbandonata, viene occupata da migranti che raggiungono Campobello per la raccolta delle olive. Ne arrivano a centinaia e vivono in situazione di estremo degrado. Nella notte tra il 29 e il 30 settembre del 2021 un incendio devastò il campo provocando la morte del migrante Omar di 41 anni della Guinea. L'uomo stava dormendo quando venne avvolto dalle fiamme. Ancora stamane all'interno della struttura era presente un gruppo di migranti residenziali che sono stati invitati dai mediatori culturali a recuperare gli effetti personali e lasciare il campo. I migranti irregolari saranno trasferiti nella sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castelvetrano per l'identificazione e il fotosegnalamento. I migranti regolari invece verranno accolti nel campo allestito dalla Croce Rossa Italiana nell'ex oleificio Fontane d'Oro di Campobello. Cinema e serie TV premiano la Sicilia. Dopo la pioggia di candidature ai Davide di Donatello arrivano quelle dei Nastri d'Argento, Grandi Serie 2023. La nostra isola si conferma un grande palcoscenico naturale. Eva Spampinato. Risoluto il mistero dell'omicidio Gambino. Va bene che siete latitanti e vi dovete nascondere, ma almeno quando attraversate la strada fatevi vedere però. È un momento d'oro per la Sicilia da film, ma anche da serie TV, docufilm, fiction. Dopo la pioggia di candidature ai premi Davide di Donatello, 17 di cui 14 solo per La stranezza di Roberto Andò, che ha portato a casa 4 statuette, arrivano 6 nomination per i Nastri d'Argento dedicati alle serie TV. Siccome non potevo più essere un eroe, ho deciso di diventare quello in cui mi avevano trasformato. Il cattivo. The Bad Guy, serie girata in Sicilia, vede candidati Luigi Locascio come attore protagonista, Claudia Pandolfi come attrice protagonista e la giovane siciliana Selene Caramazza come attrice non protagonista. Incastrati 2 di Ficarra e Picone invece è in corsa per la sezione migliore serie commedia, con Tony Sperandeo candidato come attore non protagonista. E se sopravvive però gli rimane qualche strascico? Morti! Lora, Inchiostro contro Piombo, è candidata nella sezione docuserie. Lora, edizione straordinaria, tutti i facci-tagli Palermo in prima pagina. La Sicilia si conferma fucina di giovani talenti e set cinematografico a cielo aperto sia per grandi produzioni internazionali come l'americana The White Lotus girata a Taormina che per le importanti produzioni italiane. Domani a Palermo partiranno le riprese del Gattopardo, a Catania sono in corso le riprese del nuovo film di Ficarra e Picone e della fiction Mediaset. Vanina Guarrasi, protagonista la siciliana Giusy Buscemi.
Beh, sicuramente in questo momento, oltre ad essere apprezzata per la sua bellezza e quindi essere usata come set, la Sicilia ospita storie originali, storie scritte, pensate, storie anche vere, vissute nel territorio. Paolo Briguglia, che nei 100 passi interpretava il fratello di Peppino Impastato e che darà il volto a Ignazio Florio nella nuova serie I Leoni di Sicilia, conferma come le piattaforme streaming siano diventate chiave di volta per far arrivare le storie originali siciliane in tutto il mondo. Sicuramente le piattaforme aiutano, perché adesso c'è molto più richiesta, no? Di prodotti. Si girerà e si continuerà a girare tantissimo. E poi c'è questa generazione di attori alla quale io appartengo e che sta facendo benissimo, cioè stiamo veramente, tirando fuori tantissimo talento. 1, 2, 3, 4. Una pausa, tra poco il calcio. Bentornati, siamo al calcio, lavori in corso per il nuovo Palermo. La società rosanero conferma l'allenatore Corini e sceglie il Trentino come sede della preparazione estiva. Marco Gullà. A meno di clamorosi ribaltoni e colpi di scena, sembra ormai assodato che Eugenio Corini resterà l'allenatore del Palermo anche per la prossima stagione. Il City Group ha sciolto ormai le riserve e darà ancora una volta fiducia a Corini, che però ha chiesto rinforzi per un campionato da protagonista. Work in progress, il Palermo domani terminerà intanto gli allenamenti e poi ci sarà il rompete le righe, ma la dirigenza dovrà iniziare a lavorare per allestire la squadra. Intanto è già stato deciso dove il Palermo sosterrà il ritiro precampionato, ovvero in Trentino Alto Adige. Il club rosanero ha scelto di suddividere la preparazione in 2 tappe e 2 location, seppur vicine tra loro, dal 9 luglio e fino al 4 agosto. I rosanero si alleneranno a Pinzolo e a Ronzone. In ritiro sicuramente ci sarà Matteo Brunori, ormai leader indiscusso dei rosanero. L'attaccante, nonostante le sirene di mercato, prolungherà il contratto fino al 2027. Il futuro di Valerio R, invece, con molta probabilità, sarà lontano da Palermo. La società rosanero sta riflettendo sull'organico della prossima stagione. In ballo ci sono delle valutazioni sui giocatori in prestito e Verre rientra tra questi. Il calciatore non rientrerebbe nemmeno nei piani tecnici di Eugenio Corini. E per stasera dal TG Sicilia è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.